7 giugno, ultimo giorno di scuola, si scaldano i motori per i centri estivi nel territorio del comune di Venezia, tantissime le realtà che apriranno le porte a centinaia e centinaia di bambini e di ragazzi. Tutto pronto per l'avvio dei centri estivi che partiranno una volta terminate le scuole. Sono preziosi supporti non solo educativi, di crescita, di sviluppo e di stimolo per i ragazzi, ma pensiamo siano anche degli utili strumenti e degli aiuti per i genitori che tendenzialmente lavorano nel periodo estivo. Per questo il Comune ha messo una cospicua somma di denaro a disposizione di associazioni, enti, realtà parrocchiali, scuole e società sportive. 1.114.000 €. Ripeto, 1.114.000 € sono i soldi che questa amministrazione, con questo sindaco, con questa giunta, hanno scelto di erogare ai gestori sia parrocchiali che privati, che di associazioni sportive o culturali, che hanno dedicato delle attività e degli sforzi per i ragazzi durante il periodo estivo. È stata inoltre creata una mappa interattiva. Trova il bottone Centri Estivi 2025 sulla prima pagina del sito del Comune di Venezia e c'è la possibilità attraverso un cursore di scorrere sulla mappa e per territorialità vedere che tipo di gestori, attività e servizi e proposte ci sono sul territorio.